Dottore Cacciatore, oggi le giornate agrigentine di medicina interna, un appuntamento importante per fare un punto un po' sulla situazione medica di Agrigento con tantissimi argomenti trattati. È un appuntamento estremamente importante per quanto riguarda la medicina interna. Gli argomenti che quest'anno abbiamo messo in ordine del giorno riguardano la pneumologia, riguarda anche la diabetologia e soprattutto l'ipertensione. Sono dei temi estremamente frequenti, con questi temi noi abbiamo a che fare quotidianamente. Ci sono relatori di altissimo livello, speriamo di riuscire a dare una corretta e utile informazione ai nostri colleghi medici. Il suo è un impegno sempre costante nel territorio anche per l'incarico importante che ha. Sì, quest'anno è un impegno ancora maggiore perché è rivolto anche non solo ai medici, ma il corso è rivolto anche ad altre figure sanitarie quali farmacisti, fisioterapisti, infermieri che hanno un ruolo importante nell'ambito della sanità e anche tecnici di radiologia, biologi come ho detto, quindi abbiamo voluto allargare un po' a tutte le figure professionali presenti. Qual è lo stato di situazione della nostra sanità ad Agrigento? Ma la situazione della nostra sanità ad Agrigento diciamo che necessita di ulteriori ritocchi, certamente non siamo gli ultimi. C'è il bisogno e c'è la necessità di ulteriori figure, soprattutto mediche e infermieri, dove c'è tanta carenza, perché il numero chiuso purtroppo ha determinato una carenza medica e infermieristica notevole. Ecco, la lungodegenza quanto è importante? La lungodegenza ha un ruolo secondo me importante, come tutti i reparti posti acuti, perché raccoglie i pazienti che provengono da tutti gli altri reparti, sia che vengono dalle strutture private, quindi come la Sant'Anna o come altre cliniche private della nostra provincia, sia che vengono da altri reparti peracuti del nostro ospedale o degli ospedali vicini che hanno avuto o hanno delle complicanze. Per cui noi raccogliamo pazienti che vengono non solo dall'ortopedia, ma anche che vengono dalla cardiologia, dalla medicina interna, un po' da tutti i reparti peracuti. Oggi l'appello del Presidente della Repubblica a non abbassare i toni verso il Covid. Ecco, il Covid purtroppo sta pigliando di nuovo il sopravvento, fortunatamente rispetto a quelli che rispetto alla infezione di qualche anno fa è un virus più diffusivo, ma è un virus anche meno tossico, cioè che fa meno male, dove le nostre rianimazioni sono piene ma non pienissime. Diciamo che è una cosa positiva questa, perché con il vaccino abbiamo un po' dato un giusto indirizzo alla terapia. Consiglia la nuova dose? Consiglio a tutti, sanitari e non sanitari, di fare la quarta dose. Ricordo solo che chi ha avuto anche il Covid dopo i 60 giorni può fare il vaccino. Quindi lo consiglio a tutti e lo consigliamo perché è l'unica strada che oggi abbiamo contro il virus. Come valuta questa iniziativa oggi qua ad Agrigento? No, è molto bello perché in effetti queste giornate servono, oltre che per l'approfondimento di queste tematiche, a conoscere sempre più specialisti e diffondere la completezza della medicina interna, che appunto ad oggi magari ancora non si inquadra bene come specialista e che invece deve essere sempre più pubblicizzata, perché il medico internista si occupa di tutto, quindi è importante che vengano incentivate queste campagne. Con la sua esperienza diretta?
Su cosa? La tua esperienza diretta che sta facendo È una bella esperienza perché comunque il reparto in cui lavoro è un reparto che si occupa sia del malato ambulatoriale che del malato che deve essere visto a lungo termine che del malato che invece deve essere inquadrato nell'ambito delle urgenze e quindi è un'esperienza che forma a 360 gradi. Oggi ho l'opportunità di relazionare un caso clinico più raro e quindi chiaramente è un onore per me essere qua, però è un'esperienza altamente formativa e quindi insomma a chi piace e chi ha la passione non può che essere entusiasta insomma.